C'è euforia in casa Bellaria, da queste parti vige il detto non c'è due senza tre, o se vogliamo tra i due litiganti in terzo gode. Lotta a parte tra Riccione e Young Sant'Arcangelo per l'appunto Bellaria, con sfida che riguarda anche il calciomercato, tanti gli innesti in casa Adriatica, su tutti spicca il ritorno alla casa madre di Bellavista. Il mondaino arriva a Nanni con l'intenzione di fare punti salvezza, l'inizio è incoraggiante, il tiro di Lazzari viene bloccato a terra da Tosi, Marfoglia dall'altra parte provvidenziale in uscita, quantomeno nel disturbo, su Bellavista lanciata a rete, l'attaccante depositerà la sfera sul fondo. Bellaria che preme, ma Foglia deve rispondere questa volta a Ceccarelli. Al 35esimo la gara si sblocca, Nakari interviene in maniera scomposta in area di rigore, procurando il rigore che Bellaria affida a Brighi. Il numero 10 dal dischetto non sbaglia per l'1-0 di casa. Al 40esimo ritorna a gol per l'ex Nova Fete a Foschi, anch'egli rientrato alla base di testa trova il raddoppio, 2-0 per il Bellaria, questo è il risultato con le quali le squadre vanno a riposo. Nella ripresa gli adriatici si limitano a contenere il vantaggio, divertendosi e giochicchiando. Bellavista sferitrice con leggera deviazione, da punizione risponde il mondaino e Ricchiero di testa sfiora la marcatura. In contropiede la partita si chiude, torna a gonfiare la rete del Nanni, pupillo Bellavista, 3-0 e gioia anche per il folletto bellariese. In contropiede Richello prova a siglare la rete dalla bandiera, il numero 11 è sfortunato anche in questa situazione. Marfoglia dall'altra parte vuole respingere la punizione capolavoro di Delia. L'Eurogol lo rischia di fare con una staffilata alla distanza Giornali, pallone sul fondo. Ultima chance a favore di Fall, pallone bloccato da Marfoglia. I boys adriatici tornano ad alzare la voce in campionato e davvero da questa sera sarà tutt'altra stagione.